Avvocato Teso, in questo pomeriggio avete organizzato con la Camera Avvocati di San Donà di Piave un incontro corso con gli avvocati del territorio in cui parlare di giornalismo, parlare di informazione, ma soprattutto di diritto all'oblio. Come mai avete voluto coinvolgere il mondo dei giornalisti in questa giornata e quali sono le conclusioni che potete trarne alla fine di questo corso? Il rapporto tra giustizia e informazione è da sempre un rapporto controverso, molto stretto ma spesso anche in contrapposizione. Abbiamo pensato pertanto di inserire nel nostro percorso formativo obbligatorio che facciamo ogni anno anche una serie di incontri dedicati ai rapporti con la stampa, sia per quanto riguarda i rapporti deontologici che l'avvocato deve avere con i giornalisti, sia per quanto riguarda l'aspetto della diffamazione a mezzo stampa, e questi sono stati i due incontri che abbiamo già fatto, e questo terzo incontro è stato un po' più tecnico sul come si confeziona la notizia, qual è l'interesse pubblico di una determinata notizia, perché viene pubblicata, quali sono i limiti e per quanto riguarda poi il nuovo GDPR, cioè il nuovo regolamento in materia di privacy, abbiamo parlato del diritto all'oblio, cioè che è il diritto che ha ogni soggetto, riconosciuto oggi dalla legge per la prima volta, a non vedere più diffuse, soprattutto su internet ma anche sulla carta stampata e in TV, notizie risalenti nel tempo, cioè notizie vere pubblicate legittimamente tempo addietro, che però una persona può non volere per mille motivi ancora note e accessibili a tutti, soprattutto su internet, perché è lì che si pone il problema, perché se uno cerca una notizia sull'archivio del Gazzettino del Corriere della Sera deve andarla a cercare negli archivi. Se invece io digito su Google il nome di una persona mi vengono fuori decine e decine di notizie, soprattutto se la persona è un soggetto pubblico, che possono anche non essere legittimamente ritenute attendibili o non più attendibili, perché sono passati anni da quando quella notizia era fresca. Per noi avvocati gli ultimi 10 anni sono stati veramente rivoluzionari. Il mondo dell'informazione è cambiato radicalmente, le stesse materie che ci vengono portate quotidianamente, prima in studio e che poi finiscono nei tribunali, sono materie nuove: la diffamazione tramite Facebook, la pubblicazione di immagini non consentite, la pubblicazione di immagini di figli minori non autorizzate da entrambi i genitori separati, si fanno cause su questioni di questo tipo, o ancora la richiesta che può avere, come dicevo prima, una qualsiasi persona a non vedere più il fatto di cronaca che lo ha visto protagonista magari 15 anni prima, nuovamente riportato alla ribalta e collegato alla sua persona a distanza di anni.